Benvenuti a Numeri da Cuoco. Oggi passiamo per il Piemonte e prepariamo un buon brasato al barolo. Come vedrete, la preparazione richiede la marinatura della carne per un giorno intero. Questo le permetterà di assorbire tutti gli aromi delle spezie e del vino ed allo stesso tempo la intenerirà. Proprio per questo è necessario utilizzare un taglio di carne duro e sodo che si ammorbidirà marinando. Al contrario, se sceglieremo un taglio di carne tenero tipo il filetto o il controfiletto, otterremo un risultato stoppaccioso e secco. Ingredienti per il brasato al barolo: 1 kg di girello o controgirello di manzo, 3 coste di sedano, 2 carote, una cipolla grande, 1 spicchio d'aglio, 50 g di burro, olio extravergine di oliva quanto basta, sale quanto basta, 3 foglie di alloro, 5 bacche di ginepro, un rametto di rosmarino, 6 grani di pepe, 2 rametti di mirto, 4 chiodi di garofano e una bottiglia di Barolo DOCG Cannubi del 2009. Dopo aver pulito il girello dal grasso in eccesso, poniamolo in una brasiera ed immergiamolo nel barolo fino a coprirlo per la metà o poco più. Immergiamo all'interno anche il sedano tagliato in pezzi, le carote a rondelle, la cipolla in spicchi, uno spicchio d'aglio intero, le foglie di alloro recise e tutti gli altri odori e spezie. Giriamo il tutto, copriamo e lasciamolo marinare in frigorifero per 24 ore, girando la carne ogni 6 ore. A marinatura completata, facciamo scaldare sulla fiamma dell'olio ed il burro e facciamovi rosolare bene su tutti i lati il girello marinato, salando. Non appena si sarà formata una bella crosticina dorata e uniforme, aggiungiamo tutte le spezie e verdure che erano nella marinatura e versiamo il vino marinato fino a coprire la carne per metà della sua altezza. Facciamo prendere il bollore e inforniamo a 200 gradi per 3 ore, aggiungendo barolo di marinatura di tanto in tanto, fino ad esaurirlo. Forse vi è sfuggito, ma io ho inserito 2 patate sbucciate intere nel vino prima di infornare. Guardate più avanti cosa ne ho fatto. Una volta pronto, possiamo affettare il nostro brasato e servirlo con la salsa ottenuta dal suo stesso fondo di cottura, insieme alle patate al barolo tagliate in fette spesse e cosparse di castelmagno grattugiato. Un secondo classico e intramontabile, un piatto senz'altro adatto per i giorni di festa. L'abbinamento del vino proposto dai sommelier di Numeri da Cuoco è un Montefalco Sagrantino di OCG 2010. Non mancate la prossima ricetta, vi aspetto sempre su Numeri da Cuoco.